Mythic. Strage dei ventenni a Jesolo e Musile, 2 comunità sconvolte per la morte dei 4 ragazzi. L'appello del padre di Eleonora sotto shock. Ragazzi, attenti quando andate in macchina. Il genitore dell'unica superstite dice: ho perso 4 figli, chiediamo giustizia. Proprio la ragazza che si è salvata è stata determinante per individuare il 26enne romeno che ha speronato l'auto. Domani l'interrogatorio per l'uomo che ha detto al suo avvocato: era meglio se morivo io. Giovedì mattina nel campo sportivo di Musile l'addio ai 4 ragazzi in un'unica cerimonia funebre. Sarà lutto cittadino anche a Jesolo. È morto l'ex sindaco di Venezia, Nereo Laroni, da diverse settimane era ricoverato all'ospedale di Mestre, il ricordo di chi lo conosceva. Il parroco di Chirignago, Don Roberto Trevisiol, preso a pugni da dei baby vandali, a raccontarlo sarebbe stato proprio lui nel foglio parrocchiale. Ex Umberto I, comitati e associazioni di cittadini chiedono un intervento del comune, lanciano un appello al sindaco Brugnaro, ma lui replica: se i privati vogliono investire lo facciano. 15 luglio 1989, il ciclone Pink Floyd sbarcò a Venezia, una città impreparata all'evento, rimase incastrata dalla band e scioccata dal dopo concerto. Antenna 3 c'era il ricordo di quel giorno memorabile. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in apertura un'ampia pagina dedicata alla strage di sabato notte a Jesolo. Iniziamo allora con il volto e il dolore composto di uno dei genitori dei ragazzi deceduti. L'unico messaggio che io posso darvi a voi ragazzi è quello di stare molto attenti, voi e i vostri cari che avete da vicino, e niente, di avere molta prudenza per le strade. Un pensiero per quei giovani che continueranno a passare lungo la Jesolana con la stessa spensieratezza dei 20 anni della sua Eleonora, spezzati nella notte di sabato da un sorpasso azzardato di un 26enne forse convinto di avere il mondo sul suo volante. È un dolore immenso ma composto quello che si legge negli occhi di quest'uomo che ci riceve gentilmente nella casa di via Roma a Musile, dove Eleonora viveva con mamma Letizia e papà Luca. E da qui era partita con inseparabili amici e soprattutto con Leonardo Girardi, quel coetaneo che aveva scelto per la serietà, cosa rara di quei tempi. Eleonora e Leonardo, Giorgia Diral e Riccardo Laugeni, 2 coppie di fidanzati inseparabili, con Giovanni Mattiuzzo, l'amico di infanzia di una comunità, quella di Musile, dove tutti si conoscono, tutti si salutano. E oggi sul sagrato della chiesa del paese c'era quel vuoto che la scomparsa dei 4 giovani ha lasciato in tutta la comunità, rappresentata dal sindaco Silvia Susanna, che è passata di casa in casa, da via Roma a via Bellini, cercando di portare la solidarietà della sua gente per queste 4 famiglie colpite da una tragedia immensa come la perdita di un figlio. In ogni caso lo stesso dolore composto del papà di Eleonora, che con gli altri genitori si affida alla comunità per affrontare forse il momento più straziante, quello dell'ultimo addio, che quasi sicuramente giovedì mattina vedrà i 4 ragazzi ancora insieme, come quella tragica notte di sabato. Il sindaco di Musile ci ha invitato domani a partecipare a una riunione dove che andremo a decidere svolgere dei funerali e come eseguirli, perché pensiamo che ci siano abbastanza persone a venire qui a dare un ultimo saluto ai nostri cari. E questa mattina in ospedale la conferenza stampa di Paolo Diral, il padre dell'unica ragazza sopravvissuta alla strage. Sono fortunato oggi perché Giorgia è qui, ma è come se avessi perso 4 figli, gli amici di una vita di Giorgia. Paolo Diral è il papà di Giorgia, unica sopravvissuta di quella che per tutti è ormai la strage dei ragazzi. Eleonora Frassona, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo, tutti come lei 22 anni morti in via Adriatico a Jesolo nell'auto ribaltata in un canale.
non per una tragica fatalità, ma per la manovra azzardata di un 26enne romeno, poi fermato per omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso, che li ha urtati durante un sorpasso, fuggendo via. A raccontarlo è stata proprio lei, Giorgia, sotto shock dopo essere riuscita a uscire da sola dall'abitacolo. Il padre accetta di incontrare i giornalisti per ringraziare quelli che hanno cercato, in quei momenti disperati, di salvare gli occupanti dell'auto. Li elenca uno per uno. La signora che ha dato il telefonino a mia figlia per potermi chiamare nel pieno della notte. A quel ragazzo che ha cercato di agganciare la macchina per tirarla fuori dal canale, che però si è rotta la corda e quindi non ha potuto far altro, ma lo ringrazio tantissimo. Ai due ragazzi che si sono gettati in acqua per cercare di aiutare i nostri ragazzi. Alla ragazza che ha segnalato la presenza di una macchina che zigzagava già da qualche chilometro prima. È una cosa grande, è una cosa memorabile per loro e per me, che almeno so che esistono anche gente che non si gira dall'altra parte quando vede qualcuno in difficoltà. Giorgia ora sta bene, spiega il primario del pronto soccorso. Le sole ferite che qui non possono guarirle sono quelle che l'hanno colpita negli affetti. Per una serie di circostanze fortunose, ma anche perché, avendo avuto modo di conoscere Giorgia, è una persona che è molto combattiva, è riuscita a uscire da sola dalla macchina e quindi a evitare il peggio. Fortunatamente non ha riportato delle conseguenze gravi, aveva un po' inalato di acqua del canale, ma in un modo modesto per fortuna, tanto da non averne conseguenze. Siamo vicini e siamo disponibili con le altre famiglie per qualsiasi supporto fosse necessario adesso o anche nei prossimi giorni, ovviamente. Nessun commento, nessun messaggio di papà Paolo al 26enne che ha ammesso di aver provocato l'incidente. Non vorrei entrare in questo argomento perché non mi compete, io sto pensando solo a mia figlia e soprattutto sto pensando a quei 4 figli che mi mancano, che ce li avevo la sabato mattina tutto il giorno e che una parte di loro e adesso non ci sono più. Poi quello che ne sarà di quel personaggio là ci penserà la giustizia, spero, mi auguro. E saranno celebrati giovedì alle 10 in forma comune a Musile di Piave i funerali dei 4 ragazzi. Il sindaco ha incontrato questa mattina le famiglie. Il dolore di perdere un figlio è un dolore enorme, incontenibile. C'è un genitore che, tra l'altro, il figlio deceduto era figlio unico, quindi si può immaginare quale disperazione io abbia trovato stamattina in queste famiglie. Solo disperazione o anche rabbia? Anche rabbia. La rabbia per un incidente causato dall'incoscienza di un'altra persona che non si è neppure fermata a prestare soccorso. Silvia Susanna, sindaco di Musile, ha toccato con mano lo strazio delle famiglie dei 3 ragazzi del suo territorio che hanno perso la vita e chiede, come i genitori delle vittime, che chi ha sbagliato ne risponda. Giustizia, assolutamente, giustizia, ma io anche come sindaco chiedo giustizia perché abbiamo perso 4 ragazzi per bene, di famiglie per bene, delle perle di giovani di cui la nostra comunità aveva bisogno, quindi io credo che se c'è qualcuno che ha commesso un errore deve pagare per questo errore. Nessuna autopsia, la Procura della Repubblica ha concesso il nulla osta ai funerali dei 4 ragazzi che potrebbero essere celebrati in forma comune. Sì, il sentimento è un po' questo, quello di farlo in maniera comune, di farlo a Musile perché 3 dei 4 ragazzi erano appunto residenti a Musile e domani ci sarà una riunione con tutti i genitori affinché possano decidere quello che vogliono per i loro figli e noi come amministrazione saremo dei semplici esecutori delle loro volontà. L'ipotesi è di salutare per l'ultima volta Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni giovedì mattina al campo sportivo di Musile, sufficientemente capiente. 3 comunità, Musile, San Donà e Jesolo, colpite da una tragedia indicibile. A Jesolo il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Direi che era doveroso anche da parte del nostro comune fare questa delibera di giunta in cui abbiamo proclamato il lutto cittadino ovviamente e quindi con la bandiera a mezz'asta, perché anche se non erano cittadini di Jesolo, ma comunque erano cittadini di 2 comuni vicini, Musile di Piave e San Donà di Piave, e quindi come che fossero dei nostri cittadini, anche perché l'incidente è avvenuto proprio nel nostro territorio. Ho sentito i colleghi di Musile e di San Donà, stanno organizzando i funerali, vediamo se li fanno tutti assieme, tutti e 4 i ragazzi, e sicuramente parteciperemo io, ma anche più di qualche cittadino.
E adesso ricostruiamo quanto accaduto sabato notte a Jesolo. Sono passate poco più di 24 ore dalla strage di Jesolo, ma qui in via Pesarona è un via vai continuo di amici e conoscenti dei 4 ragazzi rimasti uccisi sabato notte. Chi si ferma guarda il guardrail piegato, i segni lasciati dalla vettura dei ragazzi nel campo, poi lo sguardo si sofferma sulle acque del canale, dove l'auto ha terminato la sua corsa e dove Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni hanno trovato la morte. Incredulità, shock, dolore sono i sentimenti che si respirano in questo tratto di strada che sabato intorno all'1:30 è diventato lo scenario del dramma. I 4 ragazzi insieme a Giorgia Diral, unica sopravvissuta, stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un ristorante. All'improvviso, stando a quanto ricostruito, l'auto dei 5 amici sarebbe stata urtata da un'altra vettura, finendo fuori strada prima nel campo, poi, dopo essersi impennata, terminando la sua corsa nel canale. Sul posto arrivano 3 giovani albanesi che riescono a portare in salvo Giorgia, poi cercano di raggiungere anche gli altri 4, ma per loro purtroppo non c'è più nulla da fare. Nel frattempo arrivano le forze dell'ordine e i sanitari del SUEM che trasportano la 22enne sotto shock all'ospedale. È qui che la ragazza, nonostante il trauma, racconterà che la loro auto è stata urtata da un'altra vettura. Parole che portano gli investigatori a visionare le telecamere di videosorveglianza. A questo si aggiunge la testimonianza di un'altra automobilista che ha spiegato di aver visto una macchina compiere alcuni sorpassi poco prima dell'incidente. Elementi che permettono agli inquirenti di risalire all'auto di un 26enne romeno residente anche lui nello stesso paese delle vittime. L'uomo si trova ora ai domiciliari con le accuse di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso. Il suo legale, Rodolfo Marigonda, spiega che già domani potrebbe esserci l'interrogatorio di convalida da parte del GIP di Venezia. Il giudice, secondo l'avvocato, potrebbe disporre un incidente probatorio per valutare la velocità con la quale procedevano i 2 mezzi coinvolti. L'avvocato sottolinea poi che il suo assistito vive da ieri in uno stato di profonda prostrazione. È incensurato, domenica, spiega, si trovava in auto con un amico e si è accorto solo di aver urtato qualcosa con lo specchietto, non aveva bevuto né assunto droghe. Ha espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime il governatore del Veneto Luca Zaia, che in un post su Facebook scrive: giustizia esemplare e rapida per Riccardo, Leonardo, Eleonora e Giovanni. Di loro adesso restano queste immagini, i volti sorridenti di 22 anni con una vita davanti e i ricordi di chi li ha conosciuti, come l'ex allenatore di Riccardo Giovanni che li aveva avuti nella squadra del Musile. 2 ragazzi d'oro, 2 persone straordinarie. E sempre nel fine settimana e sempre a Jesolo un altro giovane ha perso la vita, la sua auto è finita contro un platano. Il mio cuore è distrutto, non volevo sentire questa notizia, riposa tra gli angeli. Addio, grande uomo. Ciao, tesoro mio, riposa tra gli angeli. Sono solo alcuni dei commenti lasciati da amici e familiari nel profilo Facebook di Brian Merletti, il 28enne di Ascoli Piceno, ma residente a San Donà di Piave, che all'alba di domenica ha perso la vita a Jesolo. Il giovane stava rientrando a casa a bordo della sua auto dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, quando, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un platano. Violento l'impatto, Brian è morto praticamente sul colpo. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUEM, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia della tragedia è ben presto arrivata all'ospedale di San Donà, dove Merletti lavorava da un anno come infermiere. I colleghi lo ricordano come un ragazzo sorridente e ben voluto da tutti. Il direttore generale dell'USL 4, Bramezza, ha espresso il cordoglio suo e di tutta l'azienda ospedaliera alla famiglia del 28enne partita da Ascoli Piceno nelle scorse ore per raggiungere il Veneto. Adesso c'è... Rieccoci nella diretta per parlare dell'aggressione subita dal parroco di Chirignago da alcuni baby vandali. Questa settimana ho avuto a che fare con le volanti della polizia più di tutti gli ultimi 5 anni. Mentre ero al campo sono stato avvertito da chi usava il campetto che di notte giovani vandali ne avevano fatte di tutti i colori, rompendo, sporcando, tentando di entrare nella struttura, costruendo con i tavoli una torre per salire. Tornato a casa ho chiamato il 113 che ha mandato una pattuglia per informarsi della situazione. A raccontare l'aggressione subita è don Roberto Trevisiol, parroco di Chirignago, fratello di don Armando, e l'ha fatto per iscritto nel foglio parrocchiale.
Alcuni giorni dopo le prime scorribande sarebbe stato lo stesso parroco a sorprendere i giovani vandali, intenti a continuare nella loro opera di devastazione. Il primo gruppetto, dopo essere stato sorpreso e redarguito, si sarebbe messo in fuga. Poche ore dopo un altro gruppetto si sarebbe introdotto al campetto nell'orario di chiusura. Questa volta però, dopo essere stato ripreso verbalmente, il capetto della banda avrebbe sferrato un pugno al prete. Poi gli insulti, prete pedofilo e molto altro, e la chiamata al 113 con gli agenti intervenuti poco dopo. È possibile che dei ragazzini possano fare quello che vogliono in casa d'altri, conclude Don Roberto, offendere con un linguaggio che fino a poco tempo fa non apparteneva nemmeno alla suburra, che possano picchiare il parroco settantenne e per legge debbano rimanere impuniti? Stesse domande che si pongono i cittadini. Bisognerebbe che qui i ragazzi passassero per le mani come una volta, cioè trovassero quelli del formaggio che li sistemassero per le feste, allora forse non farebbero più quello che hanno fatto. I bambini vanno educati come i cani. Se tu a un cane la prima volta che ti siedi a tavola gli dai qualcosa da mangiare, non ti leverai più il cane dal tavolo. I bambini la stessa roba, se tu gli fai fare la prima roba quello che vuole, lo farà tutta la vita. I genitori quando ero piccolo, un po' di Marghera, era un po' di Maraia, diciamo, però adesso è grave la situazione. Torniamo a parlare della riqualificazione dell'area dell'ex Umberto I. Noi riconosciamo valore di bene comune a un'area che era la prima area fondativa della città, con il vecchio Castelvecchio di cui ancora oggi ci sono delle tracce. Esistono aree che prescindono dal loro valore monetario, hanno il valore di bene comune. L'area dell'ex ospedale Umberto I, ad esempio, 5 ettari nel centro della città da oltre un decennio in balia di incuria e degrado, rappresenta secondo questi cittadini un'occasione d'oro per la riqualificazione urbana di Mestre. Questi 5 ettari sono al centro della città, a fianco a Piazza Ferretto. È un verde fondamentale perché collega da Piazzale Olimpia, dove ci sarà la stazione principale della metropolitana di superficie, Piazza Ferretto fino a Piazza Barche. Deve essere una striscia orizzontale che fa di nuovo Mestre bella. Il valore dell'area nuovamente all'asta è crollato da 50 a 15 milioni di euro. Una convenzione urbanistica del 2014 destina al comune la proprietà di 3 padiglioni e degli spazi destinati al pubblico godimento. Per questo, secondo i comitati, il comune dovrebbe prendere in mano la situazione. Questo noi chiediamo, che il comune acquisti l'area e che faccia un'opera di riqualificazione e che restituisca perlomeno i padiglioni pubblici agli usi pubblici e all'interesse pubblico. La riqualificazione dell'ex Umberto I potrebbe essere un'operazione strategica per disegnare la Mestre di domani, ma, sostengono i comitati, dovrebbe essere almeno in parte sganciata da dinamiche privatistiche, riconoscendone l'interesse pubblico. Mestre che sta diventando preda di speculazione edilizia in nome della monocultura turistica. Noi vogliamo evitare che questo patrimonio pubblico venga dato alla speculazione. Tra chi manifesta c'è anche il comitato che si batte contro la realizzazione dell'asilo nel giardino dell'Istituto Querini. Anzi, un nuovo asilo potrebbe trovare posto proprio nell'area dell'ex Umberto I. Potrebbe essere una grande idea, anche perché nel centro non esistono asili nido. I 2 asili Draghetto e Mille Colori servono gran parte della città. Magari sarebbe molto bello avere un asilo nel centro. Puntuale la replica del sindaco Brugnaro. Non si capisce la posizione di un partito, posso capire in comitati, ormai ci mettiamo in 5 e ne facciamo, però un partito come il PD che assume la richiesta, parlo a livello locale perché non credo che la nazionale sia d'accordo, però insomma comunque come partito assume la richiesta che il comune debba comprare un'area, cioè il comune dovrebbe sostituirsi ai privati, un'asta giudiziaria. Il comune mette 15 milioni per comprare un'area, cioè, a questo punto scusa, prima facciamo stadio eventualmente, so 15 milioni da buttare così, facciamo uno stadio, penso che sia più urgente quello, e poi perché quell'area lì e non le altre, allora compriamole tutte. È con questa logica, freghetta proprio comunista, che la storia ha dimostrato che non funziona, perché quando hai comprato l'area poi devi costruirci, devi inventarti, allora dopo ti dicono sempre, come quelli di Poveglia, che poi ci saranno i finanziamenti pubblici, europei, e di fatto Poveglia se l'ha. L'investitore privato non c'è più, avrebbe speso 40 milioni, li ha risparmiati lui, avrebbe fatto un ospedale lui, però quelli di Poveglia sono ancora lì e si sono aggregati con i navi, cioè oltre a Poveglia adesso metteva come Venezia, avanti così. Penso che sia giusto che la città sappia, e poi in democrazia, siccome è legittimo protestare, criticare eccetera, poi i cittadini decideranno.
Tutto è in mano ai cittadini dunque. Nonostante le proteste delle scorse settimane, il sindaco Brugnaro non cede alle richieste dei comitati appoggiati da una parte dell'opposizione sull'area dell'ex Umberto I e così non ha intenzione di fare neanche sulla costruzione del nuovo asilo. Semplicemente ad una scuola elementare e complesso di scuole medie volevamo portare anche l'asilo nido, pagato dai privati nuovo per quei bambini che oggi sono. È chiaro che abbiamo fermato perché a questo punto questa decisione la prendiamo in Consiglio Comunale davanti a tutta la città, ci sarà chi dice no e si assume come sempre la responsabilità, poi spariscono sempre, come hanno detto no per la Portenari, per via Portenari, come dicono no su tutto, su qualsiasi cosa dicono no, salvo dopo stare zitti e utilizzare quelle stesse strutture. Noi non siamo un santo del comune, noi andiamo in Consiglio Comunale, decide il Consiglio Comunale, poi ci sono delle norme, ci sono delle cose, poi ognuno si assume le sue responsabilità. Io devo fare un asilo, loro bloccassero un asilo, lo facciano, ognuno fa quello che deve nel rispetto reciproco delle varie posizioni. Siamo in democrazia, è bella per quello. Politica in lutto per la morte dell'ex sindaco di Venezia, Nereo Laroni. Si è spento poco dopo le 9 di domenica mattina all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Nereo Laroni scompare a 76 anni al termine di un ricovero durato un mese, nonostante 2 riusciti interventi di chirurgia vascolare. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Nato a Malcontenta nel 1942, socialista da sempre, licenziato per aver aderito ad uno sciopero dalla fabbrica in cui appena maggiorenne aveva preso il posto del padre, si laurea in lettere e insegna alle scuole medie. A partire dagli anni 70 la passione politica lo porta a diventare una figura sempre più di spicco del panorama veneziano. I ricordi personali sono tanti, ma quello che ricordo con più piacere è il periodo in cui io ero ancora ragazzo e lui era amministratore con mio padre delle prime giunte di sinistra, dal 75 a 85, che furono sicuramente delle giunte più efficienti e che guardavano la città con grande lungimiranza, insomma, e con un progetto, con un'idea di politica, un'idea di città chiara e che tanto hanno fatto per questa città. Un'altra stagione politica. I nomi a Venezia erano quelli di Mario Rigo, Gianni Pellicani, Bruno Visentin, Gianni De Michelis, Massimo Cacciari. Di Venezia Laroni fu sindaco dal 1985 al 1987. Nel 1989 è assessore alla cultura della giunta rossoverde di Antonio Casellati, quando si tiene il celeberrimo concerto dei Pink Floyd sul bacino di San Marco. Poco dopo è eletto deputato europeo. Passata la bufera Tangentopoli, Laroni entra in Consiglio regionale nel 2005 con il nuovo PSI e nel 2010 dopo essersi avvicinato a Forza Italia. La persona che amava la città e che questo connubio di passione politica, amore per la città, per la politica è quello che ha caratterizzato grandi protagonisti della vita politica del secondo Novecento veneziano, di cui sicuramente Laroni è parte di questi. 30 anni fa a Venezia il concerto dei Pink Floyd. La meraviglia e lo shock, lo spettacolo, il trauma, la musica e la bufera di polemiche, tutto concentrato nelle 48 ore che Venezia non scordò mai. 30 anni dopo, l'eco della chitarra di David Gilmour si sente ancora. 15 luglio 1989, il giorno in cui la più grande rock band del pianeta sbarcò in laguna e fissò per sempre negli annali uno dei più grandi eventi musicali mai avvenuti in Italia. 300.000 persone per una festa del Redentore che i veneziani non scordarono facilmente. Ponte della Libertà bloccato dalla massa che arrivava in laguna, il palco galleggiante che spuntava come un'isola surreale nel bacino che si sarebbe riempito di barche e di spettatori. Un fiume di giovani che prese d'assalto il centro storico. Io faccio servizio informazioni qui in stazione. Quindi quanti ne ha visti di arrivare lassù? Tanti giovani di buone speranze. E a finire sui notiziari di tutto il mondo non furono solo le note dei Floyd.
Le immagini del dopo evento fecero il giro del mondo, le istantanee shock di Piazza San Marco coperta di immondizie. Una bufera di polemiche sulla gestione del concerto, sulla città impreparata, ore e ore a pulire il salotto della città dai rifiuti e quant'altro. Richieste di dimissione della giunta. Un giorno dopo traumatico, eppure, a distanza di 30 anni, Venezia ora ricorda tutto questo con nostalgia. Un concerto storico, un evento diventato simbolo, forse irripetibile. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al meteo. Bel tempo sul nostro territorio, quella di martedì 16 luglio sarà una giornata all'insegna del sole ovunque e senza precipitazioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, l'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile dappertutto. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso sulle Alpi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature stazionarie con minime tra 12 e 19 gradi, i valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole anche sulla nostra regione con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sarà possibile solamente sui settori montuosi ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi tra i 27 e i 29 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, solo con qualche nube in più, soprattutto sui settori alpini di confine, ma senza piogge associate. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime sui 30 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci.